Pronti? 1, 2, 3. È buono subito il segnale, vediamo il tentativo di Sassegna Spritz di assumere l'iniziativa. Sassegna veloce, prende la testa, all'esterno rimane invece Montefato, in seconda posizione si è accodato Twilight Lux, e primi 200 in 14,5 con Sassegna Spritz che va via con un bel piglio, tende a farsela davanti proprio, e ora costringe Montefato a più miti consigli. In terza posizione intanto c'è il numero 7 Tipica Daghi, che è ben partita, mentre più indietro vediamo anche Roger Opin in quinta posizione, ora in sesta perché si è accodato Montefato in quarta posizione. Intanto i 600 vengono completati in 44 con Sassegna Spritz che se la gioca al comando. Seconda posizione per Twilight Lux, poi a seguire Montefato, preceduto anche da Tipica Daghi. Tanto gli 800 in 59, continua ad andare via piuttosto spedito Sassegna Spritz, VP dell'Annunziata in sediolo. Tanto all'esterno dopo 1 chilometro in 1:14,5 cerca di farsi luce Spritz Holz, mentre la terza ruota però è quella di Von Wise S che ha in schiena Ultras Griff, due penalizzati più solleciti. Ora giro dalla conclusione, cercano di portarsi sulla testa. Sassegna Spritz in vantaggio, ma c'è Spritz Holz che attacca a 600 dalla conclusione, Sassegna Spritz in difficoltà, e così c'è Von Wise S che attacca a 500 dalla conclusione, va su Spritz Holz, mentre anche Ultras Griff si impegna. Numero 2 Sassegna Spritz Finisce il tabellone, squalificato. Sassegna Spritz, ha preso la testa intanto Von Wise S che è sceso alla corda, deve vedersela con Ultras Griff, mentre anche Rick del Duomo progredisce. Completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo con Von Wise S che entra ancora in vantaggio. Ultras Griff ci prova, poi a centropista lo speed vincente, quello di Rick del Duomo che passa nel finale e vince nei confronti di Ultras Griff. Poi Von Wise S, ancora più indietro ci sembra forse Robinia, ma andiamo a rivedere l'arrivo con Von Wise che entra ancora al comando, ma viene attaccato decisamente da Ultras Griff e soprattutto da Rick del Duomo che mette in campo le energie migliori, passa nettamente nel finale, o perlomeno praticamente una lunghezza sul traguardo per piegare Ultras Griff che corre molto bene a sua volta. Terzo posto ancora per Von Wise S, al quarto c'è Robinia, mentre al quinto, andiamo a vedere per il quintè su cui c'era il riporto, è il numero 3 Twilight Lux che conserva ancora la quinta piazza, salvandosi nettamente direi da Rouen Pest TFT e Spritz Holz. Quindi l'arrivo dovrebbe essere 11, numericamente 11, 14, 15, 13, quindi la saga dei penalizzati, e poi il numero 3 di Twilight Lux che conquista il quintino. Andiamo a rivedere, sì, non ci sono dubbi, Twilight Lux al quinto posto. 11, 14, 15, 13, il successo per Rick del Duomo, Antonio Greppi in sediolo. Il training è quello di Marucci Alessandrini, la quota al totalizzatore 5,50. È tutto per questa lunghissima giornata di corse dal ippodromo Arcoveggio. Vi ricordo il prossimo convegno giovedì 31 ottobre, ore 15:30.